Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita. Ci troviamo a Budapest e all'interno del torneo internazionale First Saturday vediamo con il bianco il grande maestro ungherese Nagy Gabor e con il nero il maestro internazionale Petkov Monjin. La partita è iniziata così: cavallo F3, che come spiegavo in altri video è senz'altro una mossa molto elastica. Il nero continua con D5 e qui il bianco, essendo cavallo F3 una mossa elastica, decide di portarlo magari in un territorio più battuto. Quindi D4, cavallo F6, C4 e adesso siamo nel pieno di una difesa slava. L'idea di cavallo F3 la prima mossa magari è per cercare di portare il proprio avversario verso posizioni che non sono proprio le aperture e le posizioni del repertorio avversario, perché come avete visto cavallo F3 siamo riusciti a riportare una difesa slava. Magari io gioco cavallo F3, il mio avversario, o meglio, se io giocassi D4 magari il mio avversario mi gioca F5 alla prima mossa perché è la sua apertura, e chiaramente adesso sono io da bianco che sono entrato nel repertorio del mio avversario, quindi per questo cavallo F3 è da considerarsi una mossa elastica. Allora, dopo cavallo C3 e 6 siamo nel pieno della posizione principale dell'apertura slava, dove come sappiamo l'alfiere in C8 soffre un po' lo sviluppo perché è praticamente murato dai propri pedoni. Cavallo D7 è una delle mosse più comuni in questo momento, l'alternativa chiaramente è sviluppare l'alfiere, però cavallo D7 è una delle possibilità. Per chi non lo sapesse, questo alfiere tenderà in futuro a essere sviluppato sul lato di donna attraverso la spinta di C5. Per realizzare questa spinta in C5 solitamente il nero cosa fa? Magari cattura in C4 e cerca eventualmente di fare B5 guadagnando un tempo col pezzo bianco che avrà catturato C4, quindi si sposta in B7 e a quel punto non resterà altro da fare da nero che realizzare quanto prima la spinta in C5. Ok, adesso che ho inserito tante frecce, tante mosse, potrebbe forse non essere così chiaro questa sequenza. Intanto tornando alla partita, qui è stata giocata donna C2 e alfiere di 6 la mossa che abbiamo all'interno della scacchiera. Il bianco qui potrebbe proseguire con tante mosse. Per curiosità vi dico che G4 è una mossa molto interessante, cerco immediatamente di attaccare il lato di re del mio avversario. Chiaramente questo pedone non è difeso da nessuno, quindi da interpretarsi come un gambetto, e se io sacrifico un pedone quando lo mi cattura devo cercare di attivare rapidamente i miei pezzi. Infatti l'idea del bianco dopo una possibile cattura è senz'altro giocare torre G1 attaccando il cavallo dietro il quale c'è un pedone che non è difeso, e alla fine dopo tutti questi cambi probabilmente resteremo da bianco con un pedone in meno ma con un po' di iniziativa, perché il nero potrebbe catturare in H2, io riprendo, l'alfiere riprende in H2 e quando io prendo in G7 nell'immediato c'è un attacco un po' invisibile, un po' nascosto su H7, però con molte probabilità il mio avversario potrebbe mantenere il suo pedone in più. Ad esempio in questa posizione donna H4 direi che è senz'altro una mossa attiva perché difende H7 e chiaramente porta la donna in una posizione un po' più attiva. Tornando alla partita, adesso cercherò di non fare altre variazioni. Alfiere di 3 è la mossa che abbiamo sulla scacchiera, quindi arrocco corto per il nero, arrocco corto per il bianco. Dicevo prima che il problema del nero c'è senz'altro questo sviluppo dell'alfiere di case bianche, quindi il nero deve cercare di risolverlo quanto prima, quindi cattura in C4 e dopo la ripresa B5 il bianco risposta l'alfiere, sposta l'alfiere in E2 e alfiere B7, così come da programma e così come da idea annunciata qualche minuto fa. Il bianco non può far altro che assistere allo sviluppo dell'alfiere di case nere. La partita prosegue, E4 è una mossa abbastanza logica, tra l'altro sta anche creando una minaccia tattica perché l'idea è semplicemente continuare l'avanzata del pedone centrale per creare la forchetta. A questo punto il nero non ha di meglio che reagire in questo modo. E adesso ci sono tante mosse possibili, però la mossa scelta in questa partita è molto affascinante perché in realtà è una mossa che vuole prendere un po' di iniziativa. E la mossa è stata questa qui, quindi cambio in E5, il cavallo riprende in E5, a questo punto le semplificazioni in realtà non porteranno poi a molto al bianco, ma il bianco decide di giocare una mossa attiva. Cavallo H4, cavallo H4 è molto bella, ha semplicemente due idee. La prima, portare il cavallo in F5, quindi in una posizione di attacco, perché porto comunque un cavallo che controlla delle case vicine al avversario, ma cosa importante, magari potrebbe essere collegato ad altri pezzi, tipo una torre in D1 con un cavallo in F5 creano ovvie minacce sull'alfiere in D6.
L'altra idea del bianco potrebbe essere la cattura di quest'alfiere, quindi cercare di cambiare il proprio cavallo con l'alfiere per ottenere quella famosissima coppia di alfieri che si dice che solitamente in medio gioco possa essere un vantaggio. Chiaramente la coppia degli alfieri sarà molto forte quando il centro della scacchiera è aperto. Questa posizione la possiamo considerare con il centro aperto perché non ci sono tanti pedoni che lo controllano, c'è soltanto un pedone del bianco, quindi in questa posizione direi che 3 case su 4 sono libere e allora ottenere la coppia degli alfieri sarà senz'altro un vantaggio pratico per continuare. Il nero anticipa cavallo F5 giocando G6, dunque il bianco decide di attaccare con F4 e chiaramente F4 è una mossa che vuole continuare a prendere spazio con E5. Alfiere scacco da parte del nero, re H1 e quindi arriva il cavallo in G4. E se il bianco gioca cavallo H4 probabilmente arriva in questa posizione, e se arriva in questa posizione, dato che il nero vuole entrare in F2, deve essere disposto a giocare in modo molto tattico, dinamico e creativo, e non c'è di meglio per il bianco che entrare in questa posizione. Il mio avversario vuole fare cavallo F2, bene, diciamo mi disinteresso di questo perché gioca E5 attaccando il cavallo avversario. Lui entra in F2, spostare i re sarebbe molto spiacevole perché diciamo che ci sono sempre tante scoperte, quindi il nero muove il cavallo, dopodiché l'alfiere attacca il mio re. Questa è chiaramente una posizione che potrebbe essere molto scomoda da gestire, anche perché non saprò mai cosa vuole fare il mio avversario con il suo cavallo, e quindi questo cavallo viene eliminato. Dopo alfiere per, il cavallino H4 è sotto attacco, non è difeso, quindi torna indietro, e a questo punto cavallo D5, la mossa che abbiamo in partita. Quale potrebbe essere stata l'idea del bianco nel sacrificare una qualità? Il bianco ha perso la torre, il nero ha preso un cavallo, o meglio, il bianco ha perso la torre per un cavallo, quindi si trova con la qualità in meno, però il suo vantaggio è dato dal fatto che questo pedone in E5 controlla delle case importanti. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E soprattutto l'ingresso in F6 sarebbe molto ambizioso per questo cavallo. Se un cavallo riuscisse ad andare in F6, il bianco potrebbe essere soddisfatto del suo sacrificio di qualità. E nei peggiori dei casi anche l'ingresso in D6, entrambe le case, diciamo l'occupazione di queste due case con un pezzo leggero creerebbe l'avamposto, quindi il miglioramento del pezzo leggero. Pezzo leggero, per chi non lo sapesse, alfiere o cavallo. Il bianco decide di continuare a giocare in modo dinamico e quindi gioca F5. Anche questa è una mossa molto molto bella. Dona B6 da parte del nero difendendo il suo pezzo che non era difeso, e il bianco, come se non ci fosse un domani, continua la sua iniziativa, la sua caccia all'iniziativa. Arriva il pedone in E6, quindi il bianco direi che ha giocato 5 mosse consecutive molto offensive. Ha giocato F4, poi F5, adesso è arrivata E5, quindi E6, e il bianco ha chiare intenzioni di voler vincere a tutti i costi questa partita. E la partita continua, C5 permette alla donna di dare uno sguardo a E6 e permette di prendere spazio, ma il bianco continua con la sua strategia. Portiamo altri pezzi in gioco. Chiaramente ci sono tante variabili da tenere sotto controllo, come la cattura in E6. La cattura in E6 in realtà non è un granché, perché il bianco potrebbe semplicemente catturare in G6 e, se vi accorgete, questa casa G6 è controllata indirettamente dalla donna. E tra l'altro in questa posizione, quando il cavallo salta in avanti, oltre che dirigersi verso il re avversario, guadagna un tempo perché attacca questo alfiere, quindi probabilmente dal punto di vista pratico il giocatore che è in vantaggio potrebbe anche valutare la restituzione del materiale, perché in quel caso la posizione potrebbe essere più comoda da gestire. Non è questo il caso. Il bianco, diciamo, salta in E4, il nero decide di difendere l'alfiere con la propria donna. La partita continua. Cerchiamo di portare un altro pezzo in gioco. Bene, arriva subito l'alfiere. L'alfiere attacca la torre, che comunque la torre in questo momento è il miglior difensore della Roccocorto, e la partita prosegue. Alfiere 3 cercando di creare delle semplificazioni. Ovviamente questo cambio è da escludere perché poi il nero si ritrova con un cavallo fortissimo lì in E3 nella metà scacchiera avversaria, che chiaramente vuole prendere un po' di iniziativa. E allora il bianco, va bene, prende la torre,
e se contiamo bene i pezzi ha recuperato la qualità in meno che aveva sacrificato prima, con due pedoni fortissimi in F5 e in E6, quindi qui ha sicuramente più spazio. È il momento di portare altri pezzi in gioco. Cavallo E5, guardate che bella, minaccia la cattura in F7. Il nero gioca donna D4, deve essere anche lui attivo. Donna D4 è una mossa altrettanto bella perché indirettamente c'è un attacco su questo cavallo al centro. Ad esempio, se io facessi una mossa lenta, non so, potrebbe essere questa, chiaramente questo è soltanto un esempio, arriverebbe l'immediata cavallo B4 che metterebbe in evidenza il problema del bianco, perché quel cavallo non può essere più difeso. Pedone per E7 è chiaramente una mossa da considerare. A questo punto direi che Re G7 probabilmente è la migliore risposta, e con calma, dato che questo cavallo dovrà andare via, perché è difficile difenderlo, prenderemo quel pedone in F7. In partita il bianco ha deciso di giocare cavallo D7. Cavallo D7, ambizione di coordinare i due cavalli su F6, e chiaramente la minaccia immediata è la cattura di F8. La partita prosegue, pedone per F5, cavallo D6, simpatica questa situazione in cui i due cavalli diciamo vanno avanti insieme, traversa, o meglio colonna dopo colonna. E a questo punto mossa molto bella, donna per F5, diciamo disinteressandosi del fatto che il cavallo in D6 resti indifeso. Donna per F5 minaccia di vincere, sto minacciando semplicemente cavallo F6 scacco e donna per H7. Sto anche minacciando la cattura in F7, qui in realtà poi le mosse non sono tante per il nero, anche la cattura in F8 li da tenere sotto controllo. Direi che a questo punto il bianco ha già una posizione vinta, e qualcuno chiederà, beh, ma cosa accade dopo donna per D6? Donna per D6 è la mossa che è stata giocata in partita, e dopo donna per D6 c'è una soluzione vincente che è semplicemente questa. Cavallo scacco, se re H8 dovrò matto all'istante. Se re G7, semplicemente cavallo H5. Qual è il problema? Se il re adesso si sposta su casa nera, il matto sarà così: donna F6 seguita da donna G7. Se re si sposta in H6 arriverà donna F6 scacco matto all'istante, e se re si sposta in G8 il matto sarà comunque in G7 seguendo questo percorso. Diciamo che il bianco ha giocato in modo molto dinamico e creativo sin dall'inizio. Adesso rivediamo un po' la partita come è andata, e quindi rientrando in una delle posizioni più battute, più giocate, più conosciute, e ha giocato questo gambetto che è veramente, o meglio, più che questo gambetto, questo sacrificio di qualità che porta a una posizione molto dinamica, e come avete visto effettivamente è riuscito ad attaccare mantenendo l'iniziativa dall'inizio alla fine. Il fatto di sacrificare la qualità è chiaramente qualcosa di molto impegnativo, perché se l'attacco non funziona poi resterò in svantaggio di materiale. F5, questo è l'inizio del piano del bianco. F5 è una mossa molto bella. Probabilmente donna B6 non è la mossa più precisa, forse bisognava provare non so, un ingresso con il cavallo in E3 cercando di semplificare dei pezzi e portare il cavallo in difesa, o forse alfiere 3 sempre con l'idea di semplificare la posizione. La partita è andata così, i pedoni del bianco tra virgolette hanno fatto un po' di carriera, sono riusciti ad andare in avanti traversa dopo traversa, e tra un po', così come commentavo prima, i cavalli faranno un po' lo stesso, perché i cavalli vanno in avanti colonna dopo colonna fino al raggiungimento della posizione finale, dove qui il bianco la chiude creando questa coordinazione cavallo-donna con matto imparabile. Spero che questa partita vi sia piaciuta. C'è questo tema finale molto, molto divertente, molto simpatico, chiaramente simpatico qualora fossimo il bianco. E come sempre trovate nella descrizione del video maggiori informazioni. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!